Igor Bezinovic. Grazie per questo film intanto, perché ci porta a conoscere una parte della nostra storia che non conoscevamo, quindi grazie davvero. Adesso per un'oretta racconteremo un po' il lavoro di Igor, ripercorreremo un po' le tappe che hanno portato allo sviluppo di questo stile così originale, a partire da uno stile più giornalistico, se vogliamo, all'inizio. Ti chiederei però di iniziare con una presentazione più di te stesso e di come del tuo legame con la tua città e con l'Istria, che tu racconti, almeno nei lavori che io ho visto, c'è sempre questa dimensione molto importante. Allora, tanto grazie per 3 applausi. Sì, sono fiumano, croato di Fiume, molto legato alla città e alla mia regione, che come vedete è molto molto complessa e ha tantissime storie che ci sono presenti. E così direi che sono un autore politico, ma non solo politico, che a me piace trovare delle nuove forme della narrazione e di trovare nuovi modi del racconto. E così la mia educazione non è principalmente nel campo cinematografico. Io ho studiato prima filosofia e sociologia e questa è la mia base di tutto il mio lavoro. Ho studiato a Zagabria, adesso lavoro come docente all'Accademia delle Arti Drammatiche a Zagabria. Abito ancora a Fiume e ho fatto tantissimi film proprio sul territorio, ma anche in diverse altre parti della Croazia, principalmente Croazia. Sì, finirei qui. Sì, sei partito però appunto da dei prodotti più così classici, giornalistici, per passare poi a, per esempio, c'è questo film che racconta l'occupazione dell'Università di Zagabria, che è molto documentaristico, diciamo, no? Sì, è puro cinema d'osservazione. Sì. Ispirato dal direct cinema, la tradizione molto molto diretta, nella quale non facciamo nessun commento, ma solo registriamo la situazione e costruiamo la narrazione dopo, durante il montaggio. Questo è stato il mio primo lungometraggio, in italiano direi Blockade. Sì, la protesta, l'occupazione. L'occupazione, sì. sì. Si tratta di un'occupazione della mia ex facoltà delle lettere a Zagabria, quando i studenti hanno deciso di occupare l'edificio della facoltà, protestando contro la commercializzazione dell'educazione in Croazia. È stato in 2009, il film è uscito in 2012 e ho seguito 35 giorni d'occupazione. Ho seguito miei colleghi e mie colleghe durante questa lotta studentesca, che alla fine non ha vinto, però hanno mantenuto lo standard che esisteva a quel punto, che non è neanche quello, non è male. Dal punto di vista stilistico sì, è cinema completamente diverso di questo, però secondo me la base del documentarismo è l'osservazione. E così ho imparato a fare i film facendo questi film più classici, passando pian piano ai film più complessi. Ecco, ma allora raccontaci com'è stato questo passaggio. Cioè, È un passaggio abbastanza lungo. Ho iniziato a fare i film all'età di 23 anni, adesso 42, così almeno quasi 10 anni che faccio i film. Ho iniziato a fare prima i reportage attiviste militanti, questa è stata la mia motivazione principale.
E poi guardando i film e cercando di trovare nuove cose ho sviluppato altri metodi, altri approcci facendo film e sempre provare nuove cose. Ho anche un canale su YouTube dove da anni pubblico sempre piccoli, diciamo, frammenti del mio lavoro che non sono sempre fatti con un'intenzione artistica, ma solo li metto lì, faccio l'upload dei materiali che mi piacciono, che faccio io, che rubo dagli altri su YouTube. Dopo guarderemo alcuni dei tuoi lavori, ma c'è per esempio questo Cartoline de Momian del 2019 che tu definisci come pseudo-documentario. Perché pseudo-documentario? Sì, forse vedremo anche il film. Sì. Lo vediamo prima, poi forse ne possiamo Forse lo vediamo prima? Sì, ok. partiamo con questo. Dai. Siamo qui? Siamo qui? Grazie. Sì, adesso forse non devo spiegare perché sia un pseudo documentario, perché è ovvio che questo paese Momian esista, però ho inventato delle cose, ho aggiunto delle cose. Però ci racconti comunque questo luogo, cioè inventando metti in luce alcuni aspetti che sono reali. Sì. O forse raccontandoli in modo ironico, facendoci sorridere, sì. Ci fai anche riflettere un po' su questa identità del luogo. Sì, secondo me il mio modo di raccontare le storie è questa combinazione della politica e dell'umorismo. Pseudodocumentarismo è un modo che è molto adatto a questo approccio. Questo film è fatto per la prima volta nel 2015 durante un laboratorio a Momiano. L'ho fatto per YouTube e l'ho nominato Cartolina di Momian 2. E questo è uscito 2 o 3 anni dopo, fatto per la TV come una delle 12 puntate per la TV sui paesi in Croazia in cui si parlano i dialetti strani o dialetti che non sono standard per la Croazia. Ho messo quella prima versione su YouTube e l'ho mostrata a un festival a Imperia, vicino a Genova. C'era un tizio che mi ha detto perché non fare una serie delle puntate così, e l'ho fatto per la TV. All'epoca si poteva fare anche cose come questo per la TV croata pubblica, adesso non ne sono sicuro. Sono sicuro che è impossibile adesso con questo nuovo regime fare film così e presentarli alla TV. Puoi dirci qualcosa di più di questa situazione? Ma come in Italia, come nel resto d'Europa, fare cose che sono legate alla sinistra è molto, molto difficile. Ricevere finanziamenti pubblici per queste cose non è così facile più con nuovi regimi. Ma forse le cose cambieranno. Si stanno cambiando, vedo adesso in Italia. Qualcosa c'è stato. In questo tuo pseudo racconto, come dire, appunto, metti in luce qualcosa che però, ecco, ci hai detto che l'hai presentato in Peri, è piaciuto. Io credo che racconti anche tante piccole storie che possiamo noi trovare fuori da casa nostra. Forse per questo piace così tanto il tuo racconto, il tuo modo di raccontare. Anche con Fiume o Morte, sempre l'idea è di rivivere o di dare attenzione, dare la luce alle cose quotidiane che forse forse vediamo ogni giorno, ma non se ne accorgiamo che sono importanti e che possono essere parte di una narrazione più grande o che hanno una storia che può essere politica. E poi anche questo sguardo ironico, credo sia sicuramente una tua caratteristica che si vede anche appunto anche nei documentari più classici che ho visto. Non so se vuoi che vediamo Waiting. Sì, passiamo a Waiting. Sì. Sì.
Sì, mi dispiace, ma questo non ha sottotitoli italiani. Ma mi pare che si sia capito, no? Anche perché sono situazioni che abbiamo vissuto come italiani e come abitanti di questa regione. Siamo andati tante volte da quelle parti e quindi è qualcosa che sentiamo come molto familiare alla fine. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Ecco, e questo film è abbastanza, andiamo abbastanza indietro nel tempo, è 2012, giusto? Sì, è fatto come vedete come una... Vai, parla. Sì, è fatto con una piccola camera, con una risoluzione anche che una risoluzione più male peggiore sì, di un cellulare d'oggi. Allora è fatto 13 anni fa e l'ho fatta, come vedete, durante 2 ore di riprese. Ho solo fatto la ripresa di questo incidente con la signora e poi ho deciso di fare piccole interviste come Vox Populi con tutta la gente in fila nelle macchine, chiedendo il loro commentario. È molto molto semplice, a me piace trovare forme semplici e molto economiche per raccontare delle storie e secondo me oggi con TikTok che non c'era all'epoca, con TikTok ci lascia anche il modo di raccontare questi tipi di storie, non solo seguire influencer e i profumi e non so che tipo di pubblicità fanno lì, o non so, la cucina, cosa si presenta su YouTube. Non sono su TikTok, però mi pare che cinema d'autore TikTok d'autore ha un futuro, spero. E in effetti in pochi minuti riesci a raccontare una storia con tante sfaccettature, tanti punti di vista. Sì, ci serve il tempo per farlo e tante idee, non è così facile come fare un semplice TikTok video o un podcast, però con TikTok abbiamo la possibilità di distribuirlo e entrare un algoritmo che non è di solito presente su TikTok. Ecco, quindi adesso torniamo andiamo verso Fiume o Morte con questo corto e raccontaci un po' che cosa vedremo in questo Eccomi. Hai fatto diversi... Abbiamo tempo forse per mostrare anche Benjamin? Ah sì, scusami. Sì. Abbiamo un altro corto che è anche più semplice di questi due che avete... Grazie. Sì, anche questo senza sottotitoli è una chiacchierata tra me e la mia nonna che aveva ovviamente problemi con la memoria e l'abbiamo girata durante, non so, anche questa durante 2 o 3 ore, durante una cena di Natale attorno alla tavola con la mia famiglia. Sì, volevo presentarvi questo film perché anche questo è un buon esempio che come si possono fare i piccoli cortometraggi senza finanziamenti praticamente con la vostra famiglia. Okay. Ecco, allora adesso passiamo invece a uno dei corti che hai realizzato in preparazione di Fiume o Morte. Raccontaci che cosa vedremo e come hai costruito, come è nata l'idea, non so se questo è il primo o è l'altro, il primo che hai fatto per Fiume o Morte, ma come nasce tutto il lavoro per il film? Allora, vedremo un cortometraggio mai pubblicato, fatto solo durante la pre-produzione del progetto Fiume o Morte, fatto in 2019 a Varsavia, in Polonia, dove esiste un laboratorio chiamato Ecran Plus. All'Ecran Plus ti permettono di fare 2 cortometraggi come 2 esercizi stilistici per provare le tue idee. Così ho cercato di provare 2 idee stilistiche che ho usato durante le riprese di Fiume o Morte. La prima è la ricostruzione delle foto
e l'altra lavoro con le comparse non professioniste, lavoro con persone che avranno il compito di raccontare o di preparare un testo dall'epoca solo nella maniera professionista. Allora ho chiesto alle persone di fare proprio il lavoro di un attore, un'attrice, e di provare ad essere un attore durante un giorno. E lavoro con le comparse polacche e ho capito abbastanza presto che gli fa tantissimo piacere, che si divertono e che questo metodo sarà assolutamente divertente anche per i fiumani e le fiumane. Ho fatto 2 film, uno si chiama La Disperata, nel cui ho cercato di provare queste ricostruzioni, e quell'altro che vedremo adesso, Eccomi, è fatto per provare questi discorsi d'annunziani pronunciati dalle comparse polacche. Grazie. Sì, qui vedete che metodi abbiamo provato già a Varsavia, a combinare vari attori nel ruolo di D'Annunzio, e solo vedere come possiamo fare questo gioco sul set. Questa esperienza di fare questi 2 piccoli cortometraggi, possiamo dire, è stata molto molto utile per il mio lavoro sul lungometraggio. Anche con i miei 2 lungometraggi precedenti usavo lo stesso metodo, facevo sempre dei cortometraggi legati sia a livello stilistico che a livello tematico, legati al lungometraggio, solo per sviluppare lo stile durante un processo. Perché quando io imparavo a fare i film durante i miei studi all'accademia, mi imparavano che prima si deve fare la sceneggiatura e poi tu fai le riprese. Invece oggi io non faccio così, sempre c'è il testo come la base, però è sempre, c'è sempre un parallelismo della pre-produzione, produzione e post-produzione, e non lavoro mai in questo, non uso i protocolli standard. Quindi l'idea, la ricerca su Fiume comunque era già iniziata quando hai fatto questi 2 corti, o era solo Sì, all'inizio? sì. Era solo proprio... Allora, l'idea di fare un film su Fiume, all'inizio non un film, ma un lavoro su Fiume, ha iniziato quando ho fatto i miei studi. Ho fatto un semestre Erasmus a Padova, dove ho trovato un libro, avevo 22 anni, e ho trovato un libro chiamato Alla festa della rivoluzione di Claudia Salaris, una storica d'arte che presenta l'occupazione di Fiume come un Woodstock italiano 60 anni prima, 50 anni prima del Woodstock. Lo presenta come una cosa molto positiva, anche adesso quando si parla dell'occupazione di Fiume da parte di D'Annunzio si usa l'espressione l'impresa di Fiume, non l'occupazione di Fiume. Però questo nella lingua croata non esiste questa espressione impresa di Fiume, c'è sempre occupazione di Fiume. Giustamente. Secondo me sì. Ho letto questo libro e mi sono stupito come è differente la storia, è diversa la storia da queste parti del confine rispetto a quella nostra a Fiume. Sia quella croata che italiana, come avete visto nel film. La minoranza italiana è anche coinvolta nella produzione di questo film, non è solo una storia slava, ma una storia fiumana, diciamo. Sì, questo era 20 anni fa, e poi ho ricevuto i primi finanziamenti per lo sviluppo della sceneggiatura del film nel 2015, senza una chiara idea come sviluppare il film. Sviluppavo la forma del film per almeno 5 anni. Questo era in 2019. Le riprese sono state fatte nel 2021-22 e abbiamo montato in 23-24. Allora un lavoro di 10 anni, diciamo, e non lavoravo solo su questo, però
dovete sapere che capire prima, formare un'idea politica su questa vicenda non è stata facile, perché come ho detto all'inizio è molto molto complessa, e politicamente trovare un modo di raccontare questa storia su di Fiume, entrambi per gli italiani e i croati e anche il resto del mondo, fare un lavoro cinematografico non solo politico non è stato facile. Quando è stato il momento in cui hai capito che avevi trovato la chiave? Probabilmente in quest'epoca, sì. Quando ho capito che questi cortometraggi funzionano e che le reazioni sono buone, ho capito che questo è il sentiero che devo seguire. E quindi il coinvolgimento delle persone in prima proprio... La partecipazione dei cittadini. Partecipazione. Sì, questo processo è iniziato in 2020 con un casting pubblicato, come diciamo, nella Voce Narrante, un casting che è stato annunciato in tutte le medie locali, la radio, tutti i siti locali, rete social, dove abbiamo detto solo brevemente che prepariamo un film su D'Annunzio e sull'occupazione di Fiume, che cerchiamo le comparse. C'erano tantissime application e alla fine abbiamo avuto più di 300 persone davanti alla telecamera e anche un sacco di persone dietro, e come vedete abbiamo una coda finale di 7 minuti perché volevamo mettere tutti in coda finale per spiegare al pubblico generale che questo è un lavoro di quasi tutta la città, non solo un lavoro mio d'autore. Io ero il motore di questo progetto all'inizio, però pian piano tantissima gente dalla città voleva diventare una parte creativa di questo progetto, perché anche oggi lo vedono come un progetto suo. È il progetto della città, e questo mi dà un'emozione molto molto forte, un sentimento sono molto fiero di questo effetto, più di tutti i premi che abbiamo ricevuto. Questa accoglienza nella città è la cosa più importante. Questo è proprio il segnale più politico che potevi dare, credo. Il fatto di riuscire a coinvolgere le persone. Sì, perché oggi secondo me ci manca questa idea della società e della comunità, perché viviamo oggi in un mondo molto molto individualista, e secondo me questo crea le guerre, crea i conflitti, perché non esiste un senso di responsabilità verso altre comunità, verso altre società, se volete, altre nazioni. Non sono assolutamente nazionalista, però le guerre sono entro le nazioni, non entro le comunità principalmente, le grandi guerre. Quindi per questo film c'è certamente questa ricerca di dialogo con la popolazione, anche con gli italiani alla fine, no? Con gli italiani che stanno in Italia, intendo. Ma c'è anche una ricerca storica molto approfondita, e credo che anche questo abbia preso molta parte del tuo lavoro. Sì, forse avete notato che alla fine, in coda finale, abbiamo anche la lista dei storici che ci aiutavano durante questo lungo processo, ma devo menzionare due nomi di due storici, due consulenti principali. Uno è Ivan Jelicic dell'Università di Fiume, Dipartimento di Italianistica, e l'altro Federico Carlo Simonelli, già impiegato al Vittoriale adesso all'Università di Milano. E loro due mi hanno aiutato veramente di creare questi fondamenti basati sui fatti, sulle ricerche in archivio. Certo, sempre l'interpretazione e le scelte degli archivi e dei fatti sono miei, e non puoi rappresentare tutto. Ovviamente abbiamo tolto tantissimi fatti, però questa è una storia molto particolare. Non nascondiamo il fatto che è una costruzione che da questa parte della frontiera o dagli altri artisti o scientifici storici, questa storia sicuramente può essere raccontata in una maniera differente,
Forse sapete che presto esce anche un film di finzione italiano chiamato proprio Alla festa della rivoluzione, come quel libro che ho letto, che secondo me non ho visto ancora il film, ho visto il trailer, ma mi pare molto, molto mainstream. Io al contrario sempre voglio fare film che lottano contro il mainstream, contro quell'idea che Peter Watkins, uno dei miei registi preferiti, chiama il monoform. Monoform è un'idea che oggi quasi tutte le forme cinematografiche sono quasi lo stesso, con un montaggio molto veloce che non ti permettono di riflettere, ma solo di consumare, guardare. Secondo me festival come questi ci servono proprio per lottare contro questa idea del cinema. Io vorrei lasciare anche la parola al pubblico, però ho una ultima domanda. Il film è uscito un anno fa circa. Come è stato accolto in Croazia, in Italia, ma poi anche nel mondo? Quindi voglio dire, è una storia molto locale, molto legata a questo territorio, però è piaciuta anche fuori. Come mai secondo te? Sì, mi impauriva sempre durante il processo che la storia potrebbe essere troppo locale, però siamo riusciti a trovare un'idea generale. Questa è l'idea d'antimilitarismo, è l'idea contro i leader carismatici, e questi leader, questi capi dei governi, presidenti, generali esistono in tutti i paesi. È l'idea che c'è la gente comune, normale, che ci sono anche questi, principalmente uomini vecchi, che cercano di creare nuove guerre, e questa è una cosa universale. Ho presentato il film personalmente non so quante volte, sicuramente più di 100, solo in Italia l'ho presentato più di 20 volte, da Bolzano a Napoli, da Trieste a Torino, veramente in tutta l'Italia. È sempre stato ben accolto, però la gente che va in cinema per vedere questi film è veramente una minoranza. Solo, non so, forse 5.000 persone hanno visto il film in Italia, che è nulla quando abbiamo in mente la popolazione d'Italia. Invece in Croazia questo è diventato il film più visto, il documentario più visto mai in Croazia. L'ho visto più di 40.000 persone, mi pare che per Croazia è un numero molto alto. A Fiume è diventato il film più visto, generalmente non sono il documentario, ma il film nel cinema. Allora quasi tutta la città ha già visto il film, l'ha riconosciuto come il film suo. Nel resto del mondo l'ho presentato da Taiwan a Messico, da Canada a, non so, Ucraina anche, l'ho visitato durante la guerra. Sì, sempre in qualsiasi paese si trovano riferimenti importanti per quel paese specifico. Il film ha vinto più di 30 premi, ha vinto anche l'EFA, che è l'Oscar europeo, diciamo, e così questa accoglienza di questo film è semplicemente incredibile. Sapendo che io mi considero, mi ritengo un autore di YouTube che fa questi piccoli documentari. Ci sono domande? Osservazioni? Sì. Un attimo che le passano il microfono. Spostiamo giù. Si può vedere in streaming da qualche parte questo documentario? In Italia ancora no, in Croazia sì, nel resto del mondo credo ancora no, perché ancora gira i festival, ma fra qualche mese sicuramente sì, si potrà vedere. Su Vimeo? Senza il password no, non è pubblico. Sì, c'è una domanda qui, passo io il microfono. Come sei riuscito a fare in modo di trovare una caratteristica per ogni persona che ha interpretato
D'Annunzio, o comunque in generale come riesci a far fiorire quello che le persone hanno potenzialmente all'interno di sé? È una bella domanda. Ma perché io amo queste persone, semplicemente questo, perché io passo il mio tempo con loro, ho tantissime chiacchierate con loro, conosco le loro storie personali, conosco le motivazioni perché entrano in questo progetto, c'è tanta fiducia da me data a loro e viceversa, e così sono ancora in contatto con la maggior parte degli attori principali su WhatsApp, ricevo le notizie sulle loro vite familiari, io le riformo sulla mia, e così è un rapporto personale, lo deve essere. Buongiorno, grazie mille per la visione, è stata veramente una visione stupenda. Anche i documentari dopo volevo, prima della domanda, veramente fare i complimenti, grazie mille. La cosa che volevo chiedere è, questo è ha detto che ha girato il mondo, è stato a Taiwan, è stato in Messico. Come potrebbe essere, o almeno qual è la sua percezione della visione mondiale, comunitaria, dei prodotti in audiovisivo a larga distribuzione che comunque fanno riferimento a quella che è una lingua estremamente minoritaria, come è il dialetto fiumano, istriano, comunque del Veneto coloniale. C'è spazio per le produzioni, c'è interesse per le produzioni con queste lingue con una piccolissima massa parlante? Sì, certamente, perché tutte le proiezioni hanno i sottotitoli nella lingua locale. Allora, è stato proiettato per esempio a Shanghai Film Festival 5 volte, perché la popolazione di Cina è abbastanza grande, e l'hanno ovviamente presentato con sottotitoli in cinese. Allora, ma per me è stato molto importante sempre dire, durante il film, spiegare allo spettatore che questo è un dialetto, e spiegare cos'è la lingua di questo film, e spiegare che è una lingua che sta disparendo e che è una lingua minoritaria, e tutte queste cose vanno spiegate durante il film, altrimenti non sarebbe possibile spiegarlo alla gente fuori dalla nostra regione. Grazie del film. Siccome hai detto che ti ispira molto Peter Watkins, per quanto riguarda i suoi film c'è un focus sulla riscoperta della coscienza da parte di chi partecipa a questi film, la coscienza politica, per esempio la Commune. Quindi in questo film quelli che hanno partecipato hanno avuto un risveglio politico dalla storia che hanno interpretato, perché uno degli interpreti di D'Annunzio, per esempio, dice che è apolitico. Quindi magari si è un po' politicizzato dopo questo film. Sì, lui sicuramente non è apolitico. Saluti a Massimo che adesso abita a Varese. Ha opinioni sui, ha imparato delle cose lavorando su questo film. Non c'è stata una catarsi durante il processo di questo film, ma dopo della visione, dopo aver visto un film come un film completo dall'inizio alla fine, la gente semplicemente ha l'idea di una storia e capisce più. Questo dipende dalla persona. Per esempio la minoranza italiana è molto più coinvolta con questa storia, molto più emozionante rispetto alle comparse croate. La maggior parte di loro hanno partecipato solo si volevano divertire. Così dipende dalla persona. Innanzitutto grazie mille per la visione. Volevo chiedere, mi aveva molto colpito la presenza della Fiat Spider moderna e dei camion moderni nella ricostruzione storica, e volevo chiedere se si trattasse di una soluzione per un problema. Non riusciamo a procurare i carri storici, quindi li sostituiamo con moderni, oppure se si volevano utilizzare proprio quelli per ottenere
una sensazione dal pubblico, comunicare qualcosa. Se avessi soldi per usare i veri, avrei usato i veri. Però adesso è stato solo un'improvvisazione. Abbiamo cercato di usare questa mancanza di finanziamenti per creare nuove soluzioni creative. Allora sì, Fiat Spider e i camion contemporanei alla fine sono una soluzione, ma come la maggior parte delle soluzioni in questo film, anche la mancanza del art design, della scenografia, anche questo può essere spiegato con la mancanza dei finanziamenti. Bene, l'ultima domanda. Qui. Le ultime 2, perché ho visto un'altra mano qui. E grazie per la visione, e volevo fare una domanda specifica su una scena all'inizio del film, quando c'è il voice over e ci sono tutta quella carrellata di date sulle porte delle case che poi anche combaciano con le date che vengono dette nel voice over. Come è venuta in mente una scena, come ti è venuta in mente una scena del genere, perché la trovo stupenda, e anche nel trovare le date dappertutto nella città. Non so, magari mi era venuto in mente guardandola che potesse mancare un numero, quindi cosa si poteva fare in quel caso? Ci mancava 1904 e l'abbiamo trovato alla fine. È una ricerca di un anno. La mia ragazza ed io abbiamo aperto tutti i portoni di Fiume per trovare tutti i numeri. È veramente un lavoro, una ricerca grandissima, perché non esiste un articolo né un libro dedicato a questo fenomeno, non solo fiumano, ma presumo che anche qui in Friuli avete questi anni. Sì, è stato un lavoro grande, non so come mi è venuta in mente questa idea, forse perché abbiamo fatto le ricerche sugli edifici storici a Fiume, ho notato che ci sono questi anni e ho deciso di usarlo. Non posso dirti un preciso momento. L'ultima domanda qui davanti. Grazie mille. Ciao, volevo chiederti se l'utilizzo dei graffiti all'interno del tuo film è effettivamente un simbolo, perché in tante scene mi è sembrato tale, ad esempio, come in altre un po' meno. Quindi volevo chiederti se effettivamente si può considerare un simbolo, un po' come Godard, ad esempio, utilizzava all'interno dei suoi film dei giornali sul retro, come nella Cinese, ad esempio, mi viene in mente. Sì, una bella domanda, non l'ho mai sentita. Sì. Direi che per caso, ma che sempre queste cose che possiamo vedere per le strade delle nostre città, che possiamo vedere, queste cose sono, per esempio, i nomi delle strade. Come potete vedere dal film, è molto importante per me capire perché una strada ha un nome specifico, e con i graffiti lo stesso. I graffiti, o per esempio gli adesivi oggi dei tifosi sono dappertutto e ci portano un messaggio politico. Usare questi elementi che sono presenti mi pare importantissimo. Alla fine ho anche filmato il graffiti che abbiamo trovato, la mia ragazza ed io, che dice "morto si vive o no". Nessuno l'ha notato prima, sono molto molto fiero di questa scoperta. Grazie per la domanda. Ma va, grazie a te, anzi volevo proprio ringraziarti, perché per me sono super importanti i graffiti, quindi grazie anche per questa cosa qua proprio. Bene, grazie a Igor Bezinovic per essere stato con noi. Grazie a te. Grazie.